Buongiorno mamma! Buongiorno Simona! Cosa hai preparato oggi di buono? Oggi ho preparato questi stupendi ravioli con ricotta di bufala e gherigli di noci e li ho conditi con una crema di broccoli e colatura di alici. Pazzeschi mamma, facciamo vedere come si preparano? Sì, certo, procediamo. Procediamo. Iniziamo preparando la sfoglia. Versiamo sulla spianatoia la farina precedentemente setacciata e facciamo la classica fontana. Adesso mettiamo al centro della nostra fontana le uova e iniziamo a montarle con la forchetta. Quando le uova sono ben montate e hanno fatto le bolle, iniziamo ad incorporare la farina poco alla volta. Mi raccomando, non mettetela tutti insieme, altrimenti l'impasto risulta durissimo. Quando vediamo che l'impasto inizia ad essere più corposo, ci aiutiamo con il tarocco ed incorporiamo sempre la farina un po' alla volta. Adesso iniziamo ad impastare con le mani. Simona, la pasta è pronta, guarda com'è bella liscia. Perfetta. Adesso la copriamo e la lasciamo riposare. Prepariamo il ripieno. Mettiamo in una ciotola la ricotta di bufala che io ho già precedentemente fatto sgocciolare. Mettiamo anche dei gherigli di noce che ho precedentemente tagliuzzato a pezzetti piccoli. Rigoliamo di sale e pepe. Amalgamiamo bene tutti gli ingredienti. Ho messo il ripieno nel sac à poche, adesso lo chiudo e lo lascio riposare in frigorifero. Per il condimento mettiamo a soffriggere in una padella uno spicchio d'aglio, del peperoncino e qualche acciughetta. L'aglio si è imbiondito, lo eliminiamo. Le acciughine si sono ben sciolte, adesso aggiungiamo i broccoli che ho precedentemente sbollentato. Adesso li lasciamo insaporire ben bene. Se necessita allunghiamo con un po' di brodo vegetale o dell'acqua calda. Quando i broccoli sono ben cotti li mettiamo in un contenitore e li frulliamo. Dobbiamo ottenere una crema di broccoli liscia e densa, guarda che bella. Adesso la rimettiamo nella padella dove precedentemente abbiamo stufato i broccoli. Adesso aggiungiamo come tocco finale un po' di colatura di alici che a me piace tantissimo. Riprendiamo l'impasto. Lo mettiamo qui al centro, lo schiacciamo leggermente e iniziamo a stendere la sfoglia. Dividiamo la sfoglia a metà. Da un lato facciamo dei piccoli ciuffetti con il ripieno, distanziati tra loro. Spennelliamo con un poco d'acqua tutto intorno. Sovrapponiamo l'altra metà della sfoglia. Schiacciamo delicatamente intorno al ripieno per fare uscire tutta l'aria. Con l'aiuto dello stampo adesso creiamo i nostri ravioli. Simona, guarda che bello! Bellissimo! Simona, finalmente ho finito di preparare i ravioli, sono un bellissimo prato fiorito, ti piacciono? Pazzeschi mamma, bravissima! Adesso li dobbiamo solo cuocere in abbondante acqua salata per 2-3 minuti. Perfetto! I ravioli sono cotti, adesso li prendiamo e li tuffiamo direttamente in padella dove c'è il condimento. Adesso li saltiamo un po' in padella
ed aggiungo, perché la crema è abbastanza densa, un po' di acqua di cottura della pasta. Completiamo il piatto con dei taralli sbriciolati, che così diamo un po' di croccantezza.